Sorridardo, un nemica colpa mia, un morto confinia più di mo. Buonasera a tutti, cari fratelli e soprattutto care sorelle, se noi siamo tutti qui stasera per pregare tutti insieme perché chi a vita è corta e numerose so e bene sul mondo, ma quassù, cosa? Siete venuti a vedere una pezza di teatro, la sappiamo, vi diremo più tardi. Quassù. Tu ora cominci male, venerai dopo a confessarti. Sento che di sta onda qui ci sono i peccatori e la peccato mortale. Allora ora, cari fratelli e soprattutto care sorelle, preghiamo tutti insieme. Pregate, poi lavate. Si sente un siso di condotto. La sentite sta puzza? No? Non sentite nulla? Ma qui c'è Bastiglia. Voglio raccontare una storia che si passa in Bastiglia, le strette, i Gheruggi e via. In Bastiglia via. E in Bastiglia sta da passare una storia. Qui vi diremo più tardi. Dunque, fatevi conto che qui, da me c'è Bastiglia. Cosa? Come? Non la vedi mica? Non la conosci mica? Ah, Bastiglia. Ma sicuro che la conosce, io ho appena di immaginazione. Bastiglia è qui da me. E in Bastiglia sono stata passare una storia. Enfin, bref, dunque, ripeto. Da me qui c'è Bastiglia in fondo a casa di Luce. Qui a mano che accanto alla chiesa, a casa di Gallò, una piazzuccia, una casaccia. Senti, a grande guarda, dopo ne verranno un parking. Ecco de corpo di Savezza. Si può dire, ha fatto un vado di corpo, una fontana, o è più portevano, o teatro, o desto, mica de corpo. Gallò. Scusate, non c'era più. Gallò di un giovanotto che venne da Parigi per conquistare la Lucrezia, che di una donna saggia, virtuosa e che venne spesso a pregare in chiesa. Non è paura, subito. Avevano un contatore di Gheruggi che va a cantare qualche cosa, quando lei aveva finito, lui non perdeva qualche pezzetto. E ora, cari fratelli, soprattutto, care sorelle, preghiamo tutti insieme, pregate e poi. Ma la guardi. Corta e la vita e parecchie sole bene cante la vita e non pensi guardare se la spuna donna toglie l'anima un fiore
che ci vega. Cosa c'è? Bene, scommetto che tu sei tu. Scommetto che tu sei stupido di vedermi qui. Elisabetta ti ho lasciata così presto a Parigi per buttarmi in Bastiglia e scommetto anche che tu sei stupido di vedere chi da voi cosa ho qui un adjuvant che cappia una parola. Vedrai ciò! E ciò che pensavo! Cosa pensavi? Che sono i bambulini? No, il bambulino no! Se fino a oggi non ti ha detto ciò che ti dice radio, non è stato perché che mi malfido idea, ma perché chi ciò che non vuole dare in segreto non ci vuole mai appalisarlo senza essere forzato. Ma quando penso che posso aver bisogno di idee, ti voglio di tu. So sto servo! E un servo mai domanda nulla al padrone! E mai si faccia di la fare soi! Ma quando il padrone tu ti gaglia che lui si vuole confidare, tanto ci la serve con fedeltà. A giù sempre fatto così. E così sempre verato. Oh, sempre marzo. Oh, hai detto sempre Ferrari. E io dico, oh, sempre marzo. Ferrari. Marzo. Non fa nulla. Allora, sarai sempre figlio. E... A giù capito! Marzo! Verato! Aprile! Vabbè. Allora, credo che tu me l'hai intesa buttare 100 volte, ma non fa nulla. Asenterai 100 e una volta. Quando avevo già i miei tutori, babbo e mamma erano morti, ma domani in Parigi dove sono stato 20 anni, nella guerra di 14 a pugnata la nostra economia, ho deciso di campare in Parigi e non volta mai in corso. Avete ragione! Mi l'avete contata di già 100 volte! Già 100esima! L'hai contate? E no, siete stato voi il primo a dire, eh? No, giù detto così. Ho detto così. Però giù detto così. Allora, di quanto quante tutte le proprietà fuori di casa non ti supporto e ha giocato in Francia con grande felicità. Naso! Faccio montare un fughe. Anche voi. Allora, ha spartito un tempo così. Studi, lavori e un viaggio. E tutto andava ogni tanto e era amico con tutti. I borghesi, i forestieri, i paesani, i boeri e i ricchi. È verità! Ma fortuna non è venuta rolla. Gira sempre, basta che lo soffi Uentu. E Uentu è stato un certo Camillo Guelfucci, sbarcato in Parigi venuto da Bastiglia. Ma mi pare di indovinare vostro male! Quello non ce l'hai mai contata. No! Ah! Ma direi che vuoi! Allora, sul famoso Guelfucci, come parecchi corsi, veniva spesso a trovarmi in casa mia, o mi portavo al ristorante, a casa corsa. Vabbè! E così ragionavamo insieme. Accade un giorno che non siamo tutti in disputa. In due erano e due belle donne in Corsica o in Francia. E io ti spiego corse, uno ne potevo parlare. E posto che sono partito da Corsica che io solo dei gialli. Ma cosa sai? Sai a seguita, da tu puntato un coupé. No, so che possiete per tutta dei gialli! Ah, ma c'era un noi un mio amico che ha fiato la pretesa di francese e Camillo quella di agosto. Tanto, a due cominciavano a infiararsi e Camillo appena musciato disse pur se tutte donne corse erano mosche, ce n'è una. Parente mia che salva l'onore di Corsica. Oh! Ma mi pare di indovinare vostro male! Capisco che mi voglio dire! Ah, signora Lucrezia, moglie di Eugenio Guelfucci, disse che è così bella, così nobile, così delicata, che siamo stati tutti abbandonati. E come io metto una unghia di pedra, una massone da me che ti ho lasciato cascare tutti, no, invece a cercare buttare qui, e la giurista, oggi come dice la signora Lucrezia, non è nulla di questa verità. Mi sei acceso da un monte desiderio, non so più in dove sbatte i capo. Oh! Se non me ne avete parlato in Parigi, mi potevo anche consigliare, ma oggi chi volete che Oh, mi sono confessato per non consiglio, ma per sfogarmi e perché tutti tengono pronto ad aiutarmi in caso di bisogno. Pronto sono pronto! Ma che speranza ci avete? Oh, e me da poco mica, la donna più onesta di Bastiglia non gli piace nuove cose di l'amore. Oh, un marito ricco, visto non è giovane, non è tanto vecchio. In casa sua è comandarella? Oh, sorte mai di casa se non è per andare a messa. In casa sua non ci entriamo. Allora come va per corromperla?
La devi appena divisa! Vito, no, ma marito e servi tremano di vettare. Ah, ma chi voleva oh? Lasciate correre un pescio! Non c'è nulla di così disperato, non ti lascia una gria di speranza. Eppure, se le piccole va la sua speranza, a Oria di Vicio non ti la faccio nuove così. No, qui non c'è capito nulla. Sei così disperato. Cos'è che mi faccia sperare? Due cose. Una, non c'è. Non c'è portava un suo nome, che non c'è. Ho capito di centrone. Lasciami parlare, vieni da, ma tu paura senza un punto più stupido di partire. Un bel calantone. Lasciami parlare. Un calantone sempliciotto. Lasciami parlare. Un sciocco senza guarda. Guarda, ne parte una, Cosa? Cosa? La seconda cosa. Non si chiudate, non si chiudate. Mi fai perdere un video. Ah, oui, mais E seconda. A Olia che erano tra in due ed erano figlioli. E beh, che sono 6 anni che li sono maritati. E non si vede venire in onda. Conta me. Mica. O allora, mica abbastanza. Cosa mica abbastanza? E beh, mica abbastanza. E cosa non... Non fermi. Ciao di là! Ce n'è una terza! Uago! Ma questo sì, che viaggia a fare per la via. Ma come una via? Che chi sono lì là? E devo qualche cosa. Quasi nulla. E una cosa. Conosci la Ligo? Si prende sempre a mangiare in casa mia e chi mangiamo qui di non c'è. Ma quanto volte mangia? Ma voleva finire. Allora, Ligo, di un amico mio. Un amico di Gigi. E io ho parlato di un amore. E mi ha promesso di aiutarmi. Ma guardate, che se le vostre amico mangiamo qui di non c'è. E i parenti sono ianti. Di capace a ingannare. Hai ragione, ma io ho promesso qualche soldo. E quando mi faccio per interesse, ti serve in fedeltà. E poi, se non riesce a perdere i soldi, ma manderà sempre di me, perché a me mi piace essere da solo, Oh, non che a me mi piace essere da solo. Cosa? Che come si va? Ha promesso di convincere a Nugè di cullare in orezza con moglie. E l'acqua di quassù sarebbe una per fare i violi. E chi mi può fare poi se li colano in orezza? Chi mi può fare? Ma cambia tutto! Questo si balla, si canta, si vede spettacolo, il coranteo! Mi faccio vedere bene, mi avvicino, mi faccio amico e una cosa. Pialano. E tu ti piato, no? Cosa? Lasciami cuore. E credi bene. Quale? Non che no. Allora, Niente. so io. E non c'è un po'. Ah, boh, no, che a te. Ti dico un consiglio. Ne hai parlato con la mia sposa di sera, mi ha detto che la mia una risposta oie, ma io non ci tengo tanto, sai? E perché? Perché ha girato abbastanza, ha già fatto tutta la Corsica. Che era chi l'altra volta da Corsica un mare più grande? Assai più grande, poi vedi lontano, vedi che mare aperto di vue. E vera che qui si vede subito a terra. Capraia, Elba, Montecristo. E se tu conti in Teghime, poi anche a Pianosa, e a volte anche le coste d'Italia. Ma se tutti orti alla stravanda, poi con anche un altro uscito meglio mare. E aperte di vue. Giusto. E se tu vai in Bonifacio, un mare, e tu con giù, a Sardegna, poi quasi tocca anche a mano. Mica possibile. Un mare sta molto così. Sta molto così. Ah, va, così, va. Ah, E una volta erano andati a un paio di Bonifacio, E beh, ha visto un camion in Sardegna. E beh, un sciupore ai alotti turchi. mica possibile. Mi sei tipo la lingua delle bugie. Oh, e che era in notte tempo. Ma di notte tempo mica possibile. Io ma va. Hai arrivato a Cesi. Ah, così sì. E qui va a Cesi sì, ora capisco come io. Ma allora, avete girato a Corsica sana e Brincresci con la Nore. Ci goderei, bisogna sicuro che si incinta la mia sposa. Ma io non sono mica tutti d'accordo. Ma chi dice che tu giornalmente si occupa a moglie, in l'acqua ghiacciata di Gesù, l'altro in l'acqua calda e cardane di Santa Lucia. Ma io ti da mantare a mare i figlioli che sono pronta a tutto. Allora, la mia sposa ti spiego io. Ci ritroveremo. Così sì. Oh,
catino come qui, gira pure a Corsica Sana con ne trovi. Ma non ne trovi manco più fortunato. Oh, un tipo che a cassoli, una ladorna savia, è capace di governare un regno. Cosa? Io faccio l'uomo e poi dopo si accoppiano. Ma vai pure con un coppio quello. Un coppio è stupido e ella un pezzone. Prima carino. Con un malucco così che non c'era qualche speranza. Chico, allora, che hai fatto l'ingenio? Ma sai che io muoio? Poco cervello e anche meno coraggio. No, li rincresci riesce a partire per quella noi. Penso che io portando non limo, ma non so se non ve muore. E perché? Perché qua su c'è un mondo. Può darsi che ce ne sia uno più bello e più ricco che te e chi t'anda a Lucrezia, gli piacerà di più. Allora tu lampi la palime e lo si pesca. È vero, ma che vuoi fare? Qua c'è una prua, no? Io così un po' su sta. Bisogna attentare a qualcosa sia grande, sia pericoloso, dannoso, infame. Mio amore che campa così, e muore che muore, non si muore con auto, e io sono pronta a tutto. No, calmati! Non posso! Ci vuole che la golino rezza e basta! O allora ho un'altra malizia per ingannarlo e dammi una speranza per reggere il mio affare. Sì, sì, e ti voglio aiutare. Ma per un meglio. Ma guarda, se tu mi vuoi ingannare, poi perde e l'entrata della casa e la speranza di toccare i soli che ti ha già promesso. Ah, un dubitato a mio bene, non è per piacere. E poi, una faccio mica per i soli, ma perché mi sei simpatico. Buona, esce un po'. Non c'è, ma tu mi hai mandato di trovare un dottore per consigliare. Allora, tu farai un modo di dire, gli dicerai che tu sei stato dottore in Parigi. Dottore in Parigi, ma... E baule stupidi come lui ci crederà, poi dopo gli sciacchi tu io 3 parole di latino. Ma cosa da sé? Serve a mandare un denaurismo, un cannarlo di maniera più sicura, più rapida e più facile che quello re. E come vuoi fare? Se tu mi stai assente, ti posso assicurare che l'affare sarà regolato un 4,48 e quella era manco un ampogliere ciò che la cambia. Mi fai rinvivi. Ma c'è troppo bella promessa e troppo grande speranza per essere vera. Oligo, come verrai? A saperà in tempo e ora, ma per ora, acqua in bocca. Vai in casa tu, aspetti che ti porta l'oggetto e dopo vai con un Era giù così. Ma già per ora che la parte in fumo abbiamo speranza. Per chi mai provò amore ad obbedienza, intanto spero Dio cara testimonianza. Non sa come campa amore clamata e tante gara spesso alla che se stessa. Allora spicciamoci. Non ci volete mica farmi in bel capo, già misura a mezzo mare. Ah, pensavo no. Se non come c'è, ma finì.
Questa mi vivo idea, ma per me se l'uomo dottore lasciava a me, io ci capisco mi lascio io no, vai. Ah, so. E che per questa che vi voglio presentare. E se non vi piace l'uomo, io mi chiamo più Ligò. Allora, per Dio sono tanto maggiore, dove sta? E sta qui. Allora vai, chiama, suona, fa qualcosa. Calò! Calò! Qual è? Chi è qui, Calò? Chi è qui? Come con 10.000 cosa caldo? No, ma è così in pippa dice, vuoi dire, Non ciao. facendo un monta serosina in pippa tu e chiama ciò di stesso, un fine. Ah, Quale mi chiama? Era Roma Est, domine magisteri. Il Bobis, domine dottore. come pare? Benissimo. Buona, hai a pagare, ma se volete sto con voi. Gli sta pure sta. Allora, quale mi porta in sto luogo? E come posso dire, in corte parole, non ho mica migliori e ne vorrebbe un... Ah, ma sa, ho studiato in Parigi e solo per aiutare a brava gente come voi. Vi ringrazio se poi hai bisogno di me. Fine, so che lì come ha spiegato. Dunque pensate che l'acqueolezza fosse un grossa mia sposa? Ma ora quesole, no! Ci vuole altra fare. Ci vuole sapere o perché di sterilità di vostra sposa. Ci possono essere parecchie cause. Sterilitatis sunt seminatrice instrumenti seminaris virga ut in causa extrinseca. Oh! A cui razza che giù a poi, io siete una putanza. Mi dispiace a dirla, ma voi siamo queste voi a causa. Impudenza impostrum tanto male impossibile a guarire. Impudente io. Ma vedere. Il bastio conosco un equivalente, più un gamba, più... A sapete come li mi chiamano un bastio? A culunetta. Allora troveremo una soluzione. Ma prima mi vorrei invitare a piazza. Così, faremo via la vostra sposa nel poche di cutiette d'acqua d'orezza. E chi scusa posso giocare per fare la sorte bene? C'è una piazza di teatro stasera, di delichissimi invitati. E se non basta l'acqua? Tanto ci vorrà buona medicina chi mi avete parlato e chi impregna col più sicuro la donna più secca. Pure se ne è un uomo. Un uomo pregno? No, c'è maniera di parlare. Voglio dire che su di me. Ma non so supposto. Quando conosco mica niente, non vorrebbe passare per un ciaratone. No, non mi chiedate, ma poi conosco, ti credo, siete sicuro. Buona, non è verso che ci vorrebbe a peto piscio, no? Lorina! Sicuro, non si può fare di meno. Guarda, diciamo a Sicuro che lo haga con un ceppo, noi aspetteremo un casatore. Siamo! Oh, Siamo, vai con lui. E poi, se ne vi pare, buttate qui subito. Passeremo a qualcosa di buono per voi. Cosa già mangiamo? Cannellone. Non mi pare. Porto che non lampo, ha più confianza in voi che all'armata francese. E con uomo sa ciò che lo face e ciò che lo vuole. Non vi le faccio mica dire. E più che voi pensate. Ti assicuro che in Parigi ve ne ha trovato. Parigi! Oh, bene non da un mondo usato, bene. Oh, come principe di Monaco, bene a trovarlo. Ed è per questo che se ne sta qua là. Sicura? È sicuro. Eh. Per stare qui, non dovrebbe dire non può fare. Qui non sta stata, non c'è che cagastecchi e rosi uno e l'altro. Quante curratelle che cagato per imparare un mestiere. Ancora casa che ce l'hanno i soldi io per farmi campare. Guagnate quantunque. Non da! Non vengo non da una miseria! Questa città per tornati che è campato come lo ci vuole. Non trova manco un cane per la pagliata appresso, non trova. Le mie sorelle sortite sono gli interi e i matrimoni. Ma non c'è bisogno di nimmo. E poi c'è peggio che me. Buono. Posso andare sola circa... Ubiscio? Sì, tu. L'urina! Se non eravamo tutti come questo qui saremmo non l'avevi in testa. E Carcassoli e piangia patata. Non
Non sto cercando come regolato di quel gallo, ma con tu me, così portano di fuori in canzone. Ma per me, che li visnu. Ma che nessuno non sappia nulla, mi? Così no. Si gallo si fa già pa. E io perdo tutto. Piensa, soli. E forse ancora lui, da quale hasard? Dice che l'altro si è fatto tutto. Ma in due sarà l'ingano. Ma l'ingano c'è, questo è sicuro. E che è quello che molto capisce. No, l'urina! Non mi faccio mica ridere sta gelaccia, Oh, amica, oh! E ne va tu presto! Ha già sempre fatto ciò che Lauria è. O tipo parla solo. Ma sto colpo l'ha detto che lavorerà a me. È più tonto che ciò che pensavo. Ma infine, se ha pensato non hai mai migliori, avrebbe sposato una paesana di Turiani, o le ville, così avrei mancato case e orto. Ah, signor Sesco, quanto fatica per sconvincere a mogliaccia io mi stupisco. Mica che non muoia migliori, che c'ha più pensiero che medico ne uno. Ma sono io che abbandono subito una storia. C'ho la pazienza, c'ho da parlare con me limpo. Chi me ne imbocca, ma arrabbia, mi crispisce, mi barrica nervosa. Piano! Mi avete dato un cazzo tu piano! No, e quelli come padrone. Non c'è se capaccio la sconvince, ma moglie. Avete l'urina? La sero. Va bene. Ulla! Ullala! I reni sono deboli. Deboli. No, pare doppia, ma è fresca, l'ha fatta lavare. No, ma non mi maravigliate che ti esperti così. Mixtio eurum ex matrisse exunt cum urina. Urina! Ma sappi, urina. La diventa io come urina. Perché ce l'ha fatto, non ce l'ha mica. Non ce l'ha mica. Ho trasposo, non si copre mica abbastanza notte. E l'urina è cruda. Cruda! Niente, cruda. Tanto vuoi. Ho una alla quarta. Ho una guetta. Ah? Ma non vede che prima di mettersi in letto si sciacca non so quanto preghiere di notte hanno freddo. È una bestia che ci muore di freddo. Oh, non posso mica della matterà l'acqua d'orezza, Cruda scurina. Cruda. Allora non c'è più speranza. Mi viene di me sì o no? È sicuro? Mi posso dare un rimedio sicuro o mi? Oh. E io vi do. Poi vedrete come volete. Fate! Si la qui a una! A vostra moglie, un amico, un bambino, giù in collo, vi direbbe 2.000! Piano 2000. Si bellunavo con i mosoli. Siamo sicuri di noi, no? Sicura che siamo sicuri, Si sa mai. Allora, Fate. Dite, di più confidenza a voi che non mio confessore. Allora vi posso dire un c'è di più sicuro. Di più sicuri. di più sicuro! Per ingrussare una donna. Per impulsare. Ma grossa, ne? Ah, è grossa! Non da di più sicuro che di dare capelli una bugione di mandragola. Di Mandragola! Di Mandragola? Senza due, a principessa Monaco, sarebbe sterile. Mica possibile. E la regina di Belgica come ha fatto a fare tutti i sovioni? La Belgica. E la cacana? La caccana begò. La become lì, e si è fortunato. Perché avevamo tutto ciò che è rugione per fare sta bugione? Se non ride. È sicuro, ma quando? Stasera. Stasera. Stasera? Non è mica troppo presto. E ora presto, io ho già voglia di... Oh, io dico. Ah, olha in onda, olha, io vedi se lui ha non trova la stiaggia. Viaggiante ai principessi. Ma... Boh, allora, avevo così. Stasera portate a vedere teatro. Vi sciaccato un'epoca di viceri da quadorezza. Granché. Per ieri, Gocchio deve avere in abbondanza. E per inchercare oggi, adesso posso parlare così. E data bugione. Naggio itinale. Allora. A luna! In una fase favorevole! E luna nuova, quasi piena. E quando la luna è piena? Non si attenta e se viene a una! Oh, ti permetto mica a te. Ma Io un proverbio. Ah, se l'ho un proverbio. I miei tani l'hanno speso a cavallo a una un scalone di un giradio di viste o di pallo sempre cercando una bella occasione voglio donne
si nasconda, una l'altra tocca la Rome, caccia di mare che non si stufa. Da Giustaru e di Gorfe, dalle mani di stesse che le si che un signore o sgaiuffe, le borse tutte solo per me stesso, voi a che dove si chiama la signore, per voi cosa andassi in acqua, una caprone, cacciare l'aria che non si fa, cacciare l'aria che non si fa, cacciare l'aria che non si A mia sposa è rientrata, capite? Non teniva più tutta sta acqua. Siete sicuro che l'acqua orezza? ve ne vade, a diabuzione, entrate e arriva di via. Ma ce l'avrete? Perché avete detto che a Ostramoia non vi stava tanto assente? La birra, per forza per amore la birra. A ragione che vi dica di una faruccia. Su una parete inunda, Il primo mi farà l'amore, una vostra sposa, casca secco, in una settimana. Cagazongue, mondo, io non dice via. Ma mica appiccicare, no? Si cercherà un'altra cosa! Tieni il metro! Ma sicuro che c'è un rimedio! Enfin, c'è un rimedio! Avete inteso che lo sia morto principe di Monaco? No. Ah! o un re di Belgica. Oh, il marito di Lagacan. No. La bigonna! No. Allora! Ma allora cosa hai sul rimedio? Mette in letto, subito, vostra sposa, un altro, dissi di ridotta l'infezione di Amandragola. Dopo non c'è più pericolo. E tanto tocca a voi! A botta di Santuccio. Non voglio mica. E perché? Perché non voglio mica della mia sposa una puttana e di me un becco cornuto. Ma cosa dite qui? Oh là! Non si mica quello che ne pensavo! Oh, no. L'hanno fatto re un principe. Oh, il marito di Lagacan. La bigonna! Ma quale posso trovare per fare tutti la simule? Sto presa la mia sposa, ma non voleva. Sono di un'onda e tra i me. Ah, ma lasciate fare! Mi occupo io con i miei amici. Ah, come. Voi dalla bugione alla vostra sposa e mettitela in lì. Dopo noi ci troviamo fuori, ci travestiamo per non farci conoscere e cerchiamo prima di andare. Tanto li copriamo capo o portiamo in casa vostra. Una ampello in camera che vostra moglie, a buio sciacchiamo lei e dopo vi spieghiamo ciò che la da fare. A mattina! Non pas des veaux, ni vini con un stambrouille. E si non dirà al morire di quel chilo. Fate la vostra sposa sotto sopra e tanto con ella poi deva ciò che volete e senza pericolo. Questo che l'ha fatto il principe di Monaco. Un re di Belgica. È lo sposo di Lagacan. La bigonna, yeah! Si sono passati tutti. Non sono mica cornuti, né? No, Non si spena. Si sarebbe sapiuta. Allora, abbiamo così. C'è un'altra fatica. Ed importanza. Cosa? La mia sposa mai non consentirà. Avete ragione, ma se la possiamo muoia, speriamo tu meglio, ce la ti vuoi. Cosa? Un prete di Timoteo, un suo confessore. E hai lui, quello sconvince. Tu e io. I soldi, la nostra malizia. Tarello. Ah no, sto rimanendo io, non ci vuole andare. Ma se la possiamo muoia, amico! Cosa? Avevo buttato da uomo. Ah, uomo, è sicura! Tipo che le portava mamma l'ha levata ello. Ma una confianza non so, come era. E qualcosa incredibile. E poi io so che uomo da accusante con noi altri. Vabbè. Poi, allora, Gallo, vai a fatto un giro di ti assicuro, non ci andiamo a bere. Primo uomo e dopo prete.
E voglio sempre inteso che tra due male l'uomo bruante scansa un maiò e sceglie un minò. E se per avere un fiore non avete altro modo, cioè sceglie questo lo stile che quando è l'ubbio e malano, l'uomo bruante apre un suo baracco. E se la vostra coscienza vi lascia un po'. Amo coscienza, mi occupo io. Sono mica meno che un principe di Monaco, no? Come dici? Nulla. Buona allora, voi andare a trovare vostra viola. Noi andiamo a trovare di modello o so confessore. E gli spieghiamo da va, così quando andrete a trovare con l'ugregia, direte ciò che vi dicerà. Sarà fatto. Ma sentite a me, voi bastate venire sabato e Agostino e io vado a trovare l'ugregia a Moviu. E fate conto, per forza o per amore, la già portare a bere quello blede di Muddino. Mi chiedete chi? Si stupido che non te lo bisogna fare storia per scominciamo a moriaccia. Non sai mica tutto. E io credo che tutte e donne sono sospettose. Non manca appena. Era la più dolce, la più brava, la più facile. Ma una vicinaccia, un giorno, mi ha messo un capo che da diventere Pirossa se ne andava 40 giorni virati a sentire la prima messa. E c'è andata. 20 giorni. Dopo, spesa di predaccia, cominciando ad andare in giro, non c'è più potuto andare a causa dei suoi predacci. Né con preti, né con frati, né con uomini maritati. E beh, Non la so più. tipo intanto fare una livra, orecchia tesa così. Non sto più a santa in onda. Appunto, avete qualche soldo in borsa? Perché appunto? No, perché ci penso là e poi ne avremo i soldi per scoprire. Allora voi lascerete va a me, che con voi non si sa mai. Ma uno è stupido come lui, se lo ha posto fuoco sotto un miaccio senza caso. E cosa gioca? Lascerete parlare a me e voi risponderete solo quando vi faccio un segno. Vabbè, in che segno? La so, quando c'ho un occhio. Ah, e ti occhio. No, quando mi mozzeco là. E chi lava? Lasciamo qua, non mica lava così, ma altrimenti. Quanto tempo è che non mi dito prete? Chi prete? Ah, caga, un prete di Moteo! Ah, erano più di 10 anni che io con i preti, sai? Guarda, che fa così? Diceremo che voi siete diventato sordo. Allora voi risponderete solo quando non ci sentirete parlare mugiando. Ah, sei montesi! E non fate caso al cioccoico che ci vuole essere più furbo che è, non è? E parli. Avanti. Su. Oh, quello! Vi volete confissare? Ah no, per oggi mi sono già cappiato e alleggerito. Vi siete cappiato contro un muro di Agesa. E l'ho cignosi così e poi mi sono lasciato andare. Ma c'è uno scandalo, avete pisciato, allora? No, mica pisciato, alleggerito l'anima, mi parlo di l'anima, mica di... Ma poi è messo che faccio pagare dalle parte? Sicuro, Allora, dicerete, per l'anima di Papà Ramone che la stia in pace, una messa di morti ogni mattina durante un mese, che la stia in pace, anche pure se la magari ingannato qualche volte, e mi l'ha fatte portare per le lunghe, a voi è morta e io la perdono. Ma se la già un po' caduto. Poi siete già all'inferno. Oh, ma ha fatto un po' una vita. Un pugliamo pure un bicchierino con amici mentre che era fornicava in camera a me con l'ivegirato con putazzo. Ma a casa perché ti diceva? Cosa ne so io? Non ci mai avuto una donna fornicatrice, no? Non fate buona che ma so che la vi diceva tutto, che la vi parlava in me. Che mi voleva sempre un canale e la scappata al mio vicino e lo era sicuramente profittava, cioè per dire che usava a me uliava ero di usanto che lo bruciava dietro. Ah, non gestimate mica! Non cominciate mica! Ah, misericordia di Dio è grande!
e se voi lì davanti, a non caudare. E poi se le vedete usato e che ad esempio briaco zuffo. Era bugiata, sì! Allora, andate e dice radio premesso. Portatevi là. Ma, monsieur, scusate, ma avete pagato? Mi capisce un vero. Ah, là, l'uomo. Soprattutto i veri. E persone più caritative sono i doni. Ma sono anche più seghe. No, se tu evudi più fastidi ma più profitto. Se tu supporti hai più profitto ma hai anche fastidi. Chi volete fare? Un cimele senza mosche, già vita. Qui, un oggetto è così. Parlate appena più forte appena so. Ah, benvenuto, faccio un pezzo che non ci siamo visti, né? Più forte! Benvenuto! E ben trovato, sciocchurò! Allora, cosa fate qui? Vabbè, voi! Parlate con me così no avete da mettere su uno che uno. Ah, e chi c'è accanto? Un giorno c'è e una persona di talento, sicuro, dovrebbe fare i mondi. Ah, Parecchie centinaia di franchi. tutta la sangue! Centinaia di Ma zitto, guardate, tu cazzo. E mi sta assente ciò che mi dice che ti appena sotto a volte risponde con Ah, questa. parlemi le scemo di Peppe di Vito. Allora, i soli la tutti, a metà. E hanno scelto a voi per distribuirli. Volentieri. Ma per questa giurerei avendo un servizio a non c'è, un affaraggio che gli è accaduto. E chi si do sola poter aiutare. Ah. Gli imballo l'onore di a sua casa. Allora cosa è? Spiegatemi, Conoscete a Camillo quel Pucci? Sicuro. Non c'è. Beh, sapete che un anno fa gli è toccato aperto in continente francese per affari. E come le vedo? Lasciò una viola conta maritando un convento con vi posso manco di un nome. Chi ha causa? E allora, sia chi ha esore l'hanno curata come lo giore, sia che a Siti le appena capivano, hanno fatto di stacchi, io gli è incinta con 6-4 mesi. In maniera che senza arrangia tutto con prudenza, esore, non c'è, a Zitella, Cammello, un figlio, tutta casa quel fucce disurata e non c'è stima che se l'affare è affuato potrebbe da 300 franchi per l'amor di Dio. Pa! Che bomba! Tutti le viaggiate, che Tu ci pensate e poi so e la vadessa potete fare qualcosa per sta mala sorte. Perla che c'è una mala sorte, ma come posso fare? E per persuadere la vadessa di da a bugiona giuccia per fare la scuncia. Oh là là, ma dite, beh, poi immagino con tu che un peccato mortale! Se volete due mani. No! Con Dio si può sempre ragionare. È sicuro. E poi perdona. Fanno guardate anche voi fate in giro a voi. Mantenete l'onore di un convento, di una zitella, di suoi parenti. Fate piacere all'amici, candite una viola a un babbo. E così 300 franchi per tutte le limosine che volete. D'un'altra banda cosa fate? Offendite solo un pezzo di carne, manco un altro. Non sente più nulla di può muoversi a nascita. No, io penso che ciò che lui face voi persone non è negativo né peccato mortale. A me così sia. Fate ciò che volete e per Dio e per carità cristiana che la sia fatto ogni cosa. Ma state assente, datemi il nome di un convento, datemi la funzione. No, se non vi dispiace, datemi sti soldi che posso cominciare a fare muovere caritative. Siete veramente religioso come pensavo. Avete sti soldi? Allora un convento si chiama. Il mio è una donna che passa. Aspettatevi che conosce, porto subito su. Da quanto è che l'è incinta a Zitella?
Ma sono io un pazzesco. No, voglio vedere quanto è che le premia sta zitella. E che l'orga l'ha visto! E perché per sta ma i soli là non so che più da fare. Calmatevi, calmatevi! Mugia addosso questo, è tonto, no? Voi zittati, è della vacca tutta tu. Oh. Allora di una grande notizia. Cosa è? La donna che ho visto mi ha detto io zitilla si era spicciata da bere. Ah! No! A Limosina di Peiboi. Come hai detto? Ho detto che i diamanti Dio che ha fatto sconciare sta zitella che a Limosina. Ah, devi vedere lì stesso, voilà. Anche ma per questa giocherà aiutarci io. Cosa, donna, cosa? Oh, ma un affare di inonda, un affaruccio, mica un affaraggio. Che geule per noi e profittevole per voi. Ah, allora cosa posso fare? Sicura che sono debito con voi e vi posso recusare poco affari, la sapete, eh? Allora vi dice Radio Capo a Capo in chiesa. Yeah. Non c'è ci aspetterà qui. Buttiamo subito. Meno è cosa la cioccia meglio so. Ma ti voleva fare? Oh, fammi a sapere ciò che l'ha capita io andemo. Ma si muoiono in notte. Sono o cosa aspetta? Sono senza bere, da capacitare. Vogliamo io una cosa, lo prende e ne dice un'altra. Mi faceva un sordo e fanno un capito tutti. So più leggero di 200 franchi e non siamo covalato in affari. E in più mi lasciano qui. Oh, sticchio, un parafagione. Ma zitto chi parla. Tant'è, se non ho ancora ragionato io il mio caso. Fate vedere Bave Fiola, socio che da vacua ma autorità di brede, concluderemo più stasera. O non c'è, un breve di Moteo, verrà come ne abbiamo deciso, basta papà non apre a viola. Oh, sono contento come un figlio, sarà maschio. No. Ma non pianto. Senti meglio, no? Che miracolo. No, di contentezza. Buona, allora io vi vengo anche subito. Va bene, andate. Tenetevi da conto, dopo vi conterò giù tutto, allora. Allora. Vai. La so poi io male. Non lo sento mica sto facci goffo di rigo. Devi vista so faccia? Per un cavallo senza seno. E giunto qui per tentare la sua prima storia di donna incinta e non aveva mica accettato, non avrebbe mica parlato di la seconda per un palisare i suoi ribugetti. Non c'è e gallo so cacchi come Susina e se la so fa Susina a mangiare anch'io. L'affare deve stare segreto per lei per me. Sia come la sia. L'affare da essere figlio perché chi presa di una sabbia virtuosa ma la giuda qui no anch'io perché chi è buona perché chi e donna non può bugiare quello quella che conosce due parole in più parola sapiente perché chi in terra di Gie che non ha conosciuto e re il pare di senti la guarda questo di una vestiaccia se uso pia ne faccio cioccolata. Allora, cara figuruccia mia, infine, spero che tu sai che stimolano a rendoglio più che tutto sto mondaccio. E chi mai? Mi senti mai in modo così un seriano ma così, no? Tagliuero. E ti ripeto, chi si ubrede di Mudeo dice che non è un caso di coscienza, ce la fare. E senza pensarci. Ma io mai dubitato che a voglia di nuggere un figliolo non ci avessiva qualche trutina. E per questo che ogni volta che lui mi ha parlato di una maniera nuova di un figliolo ci ha sempre messo sospetto. Molto più che mi ha causato ciò che tu sai andando a investire. Ma di tutte cose che sono state provate sino a oggi. Questa qui mi pare più strana. Ma no! Così è obbligata di sottomettere un corpo. Allora. Subito bene. Allora. Ah, si cacciano con non si muovi perché sono rari. No. Vous êtes l'ultima donna in sto mondo. Mai passeria che lo fossi permesso una tua simule.
io non ti so di tante cose, figlioluccia. Senti, un meglio sarebbe che tu paghi due a quello lì. Così sentirei ciò che lui dicerà e farai ciò che lui ti consiglierà ello. O io, o quello che ti vuole Va su 2 anni da passione. Siete dei benvenuti! So ciò che voi dei me chi mi ha parlato non c'è. Infatti sono stato più di 2 ore in dei libri usati per studiare un nostro affare e dopo digerà giù molti esami siano in generale in particolare chi sono belli. Ti in serio burlate? Madonna lo credo, non si parla di urla! Non sto di quelli che scherzano con i santi. Mi scide, non fa. So crede. Ma mi pare la cosa più strana che abbia mai inteso. Madonna lo credo. Sono da consenso con te. Non ti mica sempre parla così. Ci sono molte cose che quando ti guardi da lontano paiono strane, difficili, inumane. Quando tu guardi da vicino paiono umane, normali e ordinarie. E è per questo che lo dice che sono più spavanti dei danni. E il nostro affare è così. Dio. Bon, per la nostra storia, bon voilà, le cose della coscienza c'è una regola. Quando c'è un bel sicuro e un male incerto, non ce l'è mai riesce a scappare per bevuto il suo male. Qui ora, certo, della terra di posto, e a chi si chiede un'anima, al nostro Signore Gesù Cristo, ma un male, e che quello che si verrà con voi, si morirà, ma c'est visto che ce n'è pour sua amica morta. Ma c'è un dubbio. E per questo, con voi mica va l'amore di vostro marito. È verità ciò che Luigi usa crede. Verità cristiana. In quanto all'atto di... Di buon negato. E di come Luigello. So già che devi pensare che è un peccato. Non è vera. Ottimo te, sicuro. Cos'è che fa un peccato? Diavolintà mica un corpo. Un peccato è quello in spiaggia uso marito. E tu qui invece gli fai piacere. E perché chi è lui? È buono quello figlio. E tu fai una cosa, avrai solo dispiacere, mica piacere. Mica piacere, no! Uno scopo ne di contenta uno sposo. E di anche una piazza in paradiso, lei già vivia, e violilotto che passano essere sole donne sul mondo. Hanno commerciato con uovo e portanto non è mica stato peccato. E perché? Perché sue intenzioni erano buone. Ma cosa mi contate qui? Ma lascia di va, cara violuccia. Lascia di va. Meriti una figura, una casa, molto sposo ferma, come una bestia, abbandonata, sola. A di vostro viola, cara viola mia, non ti ha subito picchi, non è mica più peccato che di mangiare la carne ma di risanto. Si non dirà con un po' d'acqua benedetta. Ma in 2 minuti di bontà. La bontà fa un affare che tutta dovida pregherà a Dio per me e che ti verrà un chiegè talmente da qui a 9 mesi. Ma Sarà come voi lo sapete. No. La diamette lo stesso l'usoretta. no. Stammi assente piccola muccicona. In Bastia sono più di 50 anni che volerebbe noi essere di domani. In quanti ne faremo manco. Papà! Radio come volete. Ma non so se radio sa prevedere domani mattina. Allora, cara viola mia, pregherà giù a Dio per te e anche l'arcangelo Gabriele che lo accompagna. Allora, andate e preparate il suo mistero che fa venuto. Allora, andate, allora. Dio, io qua Madonna, appategliela di me, che non mancate qualche manata. Cosa? Allora, fate fatto, ci vuole volere lì. Mica possibile. Mica sente miracolo. Io sono tutto riesce che chi è. Ma tu santo se ne arriva un pochi di solito che fa limosina al nome suo. No, è una la stanza. Ieri,
andate e pregate per noi. E noi andremo a fare ciò che noi abbiamo deciso. Ogni gore di allato sinistro lì d'amore, amore, amore. Ma che avranno fatto? Non si sente più palla di inonda. Sono passate 24 ore. Oh, che angoscia! Non si dice che quando c'è un bain accade sempre un male. Ah, ma speranza cresce, ma cresce anche l'angoscia. Non c'è chi dice il giotto mi dà speranza. Ma Lucrezia mi mangia per ora. Oh, pure voi in me. Non avrà più riposo mai. Ma cosa va? Dici meglio. Quando tu la verrai a uno. Tanto cosa verrai? Non sai più brama una cosa, è meglio che ti possedela. E poi, che ci può accadere dopo? Muore e andare all'inferno. Ah, non sarai io primo. Ti vergogni di andare all'inferno. Ti adoro il tuo. Non scappa davanti a mala sorte. Mi stabilisce come una donna sia uomo. E mi dico per mi curare. Ad ogni parte esalta addosso a voglia di secondella. Mi trema a curadela, mi cresciugò il petto. Cappiano i moracci e mi si secca la lingua e mi girugavo. Oligorico, induesionico, ha più bisogno di te. Ma se va allora, vedi se annunciamo una cattiva notizia, le reve 18. Oh, sono andato in casa sua, non ti viene, non tu mercato. L'innamorato non fu sotto ai piedi un po' di tampiano. Dico, allora, che notizie? È buonissime! E da cosa sento Lucrezia? Sicuro! Un prete. È un prete! Ah, benedetto prete, che raggio per lei, Ah, non so se li basteranno le preghiere a ello. E chi vuole? E soli! Ah, allora dagli. Quanto gli hai promesso? 300! Ma non c'è neanche ci ha dato una parte. E uovo di Lucrezia? Uomo, ha fatto quasi tutto, uomo! Sono così contento che morirebbe di gioia. Ma gli si parla poi, o di bene o di gioia, morirebbe non di mo. Là abbiamo giovani. Ieri, Cosa c'è? un bicchiere, vi ricordi me? Per il falotto, rari grau gerbello. E oh! Maledetto! Poi in me, soffretto. Ma come? Cosa c'è? Ti ricordo che avevamo detto a Nugè quando erano io, tu, Siro e Ello a Ciappaun per mettere un letto con amore. E allora? E allora? Sono con voi! Ah! Un questo è quello che non già fermo! Ah, ma di un amore, di pena! Cosa diceva prima, quando a me vostro già 50 volte che le monto? Tu! Cosa? Come non saremo mascherati? Dimmo un prete di Modeo. Ti travestissi? E così dimmo a Nugè che tu sei tu. Ma ci crederà. Ma giù d'amore! No! Non ti muore più chi si dice molto abbastanza. Non è più una pezza, c'è un cimitò! Ma io come faccio? Beh, tu passi. Faccia scoperta! Ma da conosce! Se tu sei mascherata era un dubito. Invece chi? Avrò, giorno, via di Zo e a Pizzumu. Oh. Così? No, così va.
così va, eh? No, vabbè, ti metteremo una maschera. Ah, e dopo? Tu, ma sì, noi ti appelliamo, ci buttiamo in casa solo, ti sciacchiamo le canone. Ma tu tocca a te. Lasciava a me che stanotte faccio cantare. E stanotte sì, ma se tu vuoi un tatuarla, tanto tocca a te che noi non ci siamo più. Ah, come? Ci vuole vincere stanotte e fatti conoscere, Nenzo di Cappiano. Farisetta di passione. Dì che tu hai una gara e che la puoi diventare senza paura da vita per sempre. Farisetta, che è impossibile che stanotte sia uscita sola notte. Sola notte. Sola notte. Crede. È sicura. Poi non perdiamo più tempo, da funzione a sicuro che lo abbotti. E ora vede. E dopo l'aspettiamo in casa di te, vedremo ciò che noi non fa. Dopo. Ma aspetta, ragazzivo. Quando un ben suo in due in 2 serate da qui a 2 ore. Per 2 che non per ora, da ora che lo accadi qualcosa. Oh, ma Dio d'amore! No! Ti vuole mica! Ma se accade qualcosa, già l'ultima notte. Non mi impicco, non mi lompo io e ciubucchi, non mi sciacco la fucilata, mi andò, ti portano su, se era un prete e un cugò. Oh, i preti ne conoscite uno, li conoscete tutti. E uno è sicuro. Marico, quale con te? Un uomo di là! E zoppo la faccia apposta. Hai fatto ciò che stai a fare! Liscia, la faccia di un coglione. Non mi rompi l'anima! Un tuo padrone è qui! Sono qui. Allora dai una sticocca dice che tu pigli pazzie! Oh, sicuro, fa la vendita, ci sta sempre a Ligo, ci sta nottero, e tu, tendi a Ligo, hai capito? Non l'ho capito. Hai dato a Buzione. Ma tu ti già detto di sì a Ligo. Chi dice un mio padrone stanotte? Vabbè, e cosa ha detto non c'è? Non c'è, ha detto che tutto sarà fatto come deciso. E allora questo qui, io, scusate, amo fortuna e a vostra. Ho fatto per te ciò che ne avrebbe fatto per nessuno questo mondo. No, non perdere di nulla. A me mi basta l'amore. Basta qui oltre cerimonie, vado piacere! Buona, andiamo a mascherarci, un prete di Modeo ci aspetta qui. E per chi in compagnia anche un prete mia moglie, no, non aveva compagnia. E andava in casa mia in chiesa, pregava mattina e sera, e giunto studiavo le di Livorno, mi ha fatto mettere un dito, un piccolo peccato, un piccatello. Dopo ci ho messo la mano e avevo entrato San Osame. Forse di qualcosina, mi dirà di non schierare. Sono in inferno, non c'ho da mica so. E siete i vari menù! Si muove così? Magnifici, ma non c'è mica. Non gli piace un datore. No, non è mica sicuro, che te? Quante maniere che la mi faceva sta tonta. Diceva Pepe a Mandragola. E dopo con Cisiuria perché quell'uretto? E no, non voglio mica. Cosa ti diventa? Oh, mi lascia. Qui la che c'era papo, con tanti quella io pure, se no, si era entrato in quell'uretto. Non l'avrei Maria. Ma che siano un po' frigiulose e ombrose e onne. Ah, capisco, ma non tanto che basti. Ah, io ci portano i fare in canzone. E facciamo sempre ciò che le novelle. Teni, c'è pignata gran festa, c'è donne che in festa. E quella conoscete? A onne è come la castagna, balla fuori, dentro c'è la magana. Dopo poi ci portano il capo, qui sono cervelli di micette. E per più testata che un muro. E poi, mira, trova sempre come un antallone. Ma ho fatto che? Allora,
Dove saranno tutti? Oh, una pia di beura! Siamo noi! Quella se che voglio riconosciuto, mi. Oh, se no mi diciamo i corpi a tutte e tre. Allora. Questi no. Quelli go. E quello allora. Non riconosco mica oggi. Li hai fatti mettere tu che non c'è in bocca. Vabbè che con la righetta l'avevo fatto anch'io questo. Vieni, metti le due in bocca! Fa vedere. Che gasi caglia! Che ne faccia lingue? Puzza cappetta! J'ai pas cette peur d'un pisca! A giù messo che a giù merzi! Piace sai ai pesci! Vai a vogliare, vai! Dai, non mi piace mica! Un so mi con pesce! E poi un dite nulla! Ma quando la verrà compiu, la capiglia, mi! Fate oggi, dico... No, non perdi più tempo. Si può, alla manca, che allora alla diritta non c'è 100. E io tengo da lì. Allora ci romperemo quando muoio radio, salto cu. E chi santo è qua? Dio santo più festeggiato in Corsica! 100 anni. Oh, non ci vorrebbe mica la passi una tomba e debole, famiglia senza forza. Non voglio mica ricominciare, sta commedia umana era. No, guardate che a un minimo 25 anni o più. E chi è andato? Vabbè, oh, adesso sei contenta o stramoia? Mi pareva paruntone! Salto cu. Come ha detto, il passo deve capire sotto cucù. E chi cucù è qua? Dio cucù più festeggiato in Corsica! Salto cu. A Volte! No, cosa volete? Aiuto! Giusto! Piano che non vede niente! Piano! Fatelo girare! Così! A me! Ma buttate un casa mia! Oh, mi sto qui, né? Forse non avrete mica bisogno di me. No, forse un ultraggio manco male mattina. Vale. Oh, tocca a noi. Oh, sono tornato in casa e io mi devo andare a dormire in presbiterio. Ma va a spedatori. Non andate a pensare male, non ci criticate che stasera mi sono da uomo. Ligo e Siro faranno gena, non gelo, faranno i genti bassi. Gallo e lo gredi a ben subire. Dormiranno. E so vous ciel. E stava là una guifusiella. Un dormirebbe, non è? Cosa? Volete vedere? Un va mica, no? No, ma. Mi desani. E a qua. E ne ho a dormire in presbiterio. Profitta che a momenti si è morto. Dalli. Ma gli piace, no? Sicura che gli piace, all'uomo piace sempre quando è lui. No, mica è lui che è, la piace a ella. Lo sentite come la mia orecchia sta micetta? No, ci chiamo Viola. È un po' mio sposo, no? Oh, il tuo padrone quando non faccio mica pinta, oh! Mi senti sti mudi? No! Sono i mugini! Sono a baci! Ugande che tu cignale strette! Impara a me che un cignale gli piace essere piato stretto. Oh, è capace a sortire qualche cignalotto! E però piacere non c'è. Chissà si muti, si lagni, si nizzulimmi. Dio, sarà l'operato iaule, a sto ravin. Era messo detto un cemanere enorme di Dio dell'occi. Si muore qualche sia, io non l'ho mica chiamato. Silenzio profondo dopo la battaglia. Non si sente più nulla. Erano finito. Dimmi, erano appaggiati.
Per chi dopo un affrontamento simile, l'uomo deve rifiatare. E non sarà mica già morto l'uomo? Sì, tu è, ma con la moviola di un terribile. No, mia sposa. Senti, Cosa? si sente il numero. Aveva una lingua mogliudra in lui. Sarà mica molto un bello padrone. E dogone! Il silenzio dura appena troppo se è passato qualcosa. Dio, voi che vedete tutto a sapete, so elli che mi hanno forzato pure a mia cavalla. Non avete mica timore in tuo peccato quantunque, no? Ha confesso tutti! Ha confesso! Merda, non so mai detto. Dio santo, da qui si sentirà ciò che li face, no? Bene, che fin tanto che ora un grida a pietà, l'uomo strillo. Guarda chi, la mia sposa. Giriamo viola. Mia sposa. Chi salute, vabbè? Quanto bella, soldi che non faceva l'amore. Niente verità. Ma un pezzo che non c'è trasucciato, oh. Se la faccio tutti i 3 mesi, Dio miracolo. E no, quando siamo acciaccato. Io mi ne sto qui, non si sa mai, Forse avranno bisogno i mesti o i peccatori. Non mi va a conoscere. E no, per carità. Non voglio sapere nulla da voi. Non sapete mica con le so. E non sapete manco perché sono qui. Siete condannato. E di un colpa mia. E no, per carità, statemi assente. Non so mica quello che voi pensate. Vi tengo gara. E voglio campare con voi, mica amore. Siete condannato. Mi hanno detto uomo sposo, e ho compreso Timoteo. Sono stato io a inventare questa valigia per ingannare lo sposo. Un bebè. Un d'amore mio. Un campo insieme. Quante nuvole. Se tu vuoi. E no. Hai ingannato anche a me. Perché ti tengo gara? Grazie a tuo zio di marino. O vuoi muguiuna. Senza disonore. E ti prometto se non è amore di sposarti anche io un tempo. Non ti posso credere. Mi hai ingannato una volta di già. Ma è vera che come amante sei meglio che un tuo sposo. Più valente, più resistente, più capace. Ah, allora voi sospirate. Posso chiedere malizia, a sciocchezza di uno sposo, a semplicità di uno uomo e a malignità perversa di uno confessore, ma non portato a faccia che non avrebbe mai fatto da me stessa. Voglio pensare che il cielo l'ha bussuta così. E non hai mica pretensione di ricusare ciò che a mano di Dio mi dimora d'accettare. Per questo ti piglio per Signore, padrone guida, sia uomo uomo, uomo difensore, uomo felicità. Se tuo marito ha bussato per una notte, voglio che lui l'abbia per usare. Per dire uso compagno, bani stamani in chiesa, dopo bani a fare colazione con noi. Diverti di sta, sarai tu a decidere. E ci bueremo droit a tuttora, senza sospetto mai. Sei molto specialito! Parla! Mi sento un muore. No! Ci muore mica! Ora chi la fare fatto? Dolce, dolce notte, notte sangue, con valli oscure di diamanti, signori, istanti fortunati, lunga i gori governati, dolce, dolce notte.
son letto, le sue risate sono da pregare a Maona. Quella era brutta e poderosa Maona. Quanto ultimi sono ricomandato, dicia, tenete la pulita Maona, così no? Come volete che la tenghi a diuzione? Tempi passati in chiesa c'erano l'ex voto, ma oggi ne sono crede, tutto il mondo non prega più, ma c'è colpa nostra. Prima tutti i sabati andavamo in processione, cantavamo le laude, confessavamo ogni donna, domandandogli di salve a Maonna. Ma oggi non si faceva più ni mu crede, e siamo meravigliati di vedere che più ni mu ci crede, ma il cervello fa dei brevi. Fingiamo senza lasciatelo pure andare su Romaniscella. Senti già un cipresso. Femmolo quando gli c'è la volta, che non sappiamo dove lo so! Ma porta prima in cuore. Ma mica. Ma mettitelo ancora! Allora, ascoltami! E se non ti sentivo palisà, ti scapè! Ti stintinemmo! Ti castremo come castagne! Le castagnette vuole dire! No, è castagne. O i rilli, che? Eccolo lontano. Dico che siamo andati a giocare allora e ti dici che tutto è andato in canto. È andato! Questa sappiamo mica, eh? Non eravamo mica in camera per bene! Monteso e Montesi! È vero, ma gli mica contato. No. Sentite qui. A mio sposo era un letto. Era uglio come non fosse. Si era stato un curano! Lasciami parlare! Sosto mi aspettava vicino a lui. Ha giocato ente con uno giocagliato, sempre a pugno. E l'ha giocato spugliato. Non vogliamo mica l'abbraccio. Ma ha giocato antico corsino stippato geniale. Quando si spuglia calato un 4-3-7. Si sciacca appena. E goffo il faccia, o una soia, fai calato. A belle. Bianca vino di riga. E un resto ne va. No, ne valemo. Ce l'ho parlarne! Ma io faccio delle picare, oh! Ce li vedo tutto! E da vicino, ma! Da vicino, siamo mica finocchi, no? Ma per quale mi pigliate? Per un pallone? Questo poi hai male in pasta, che dove si l'uomo era salute. Se lei ha mica qualche briciolo. Voglio mica già una malattia vergognosa. Che mu figliato, per amo viola. Vabbè. Dopo l'ho messo in letto con mia sposa, sempre a Puglio, e prima di sorte ha passato. Poi sì che si sono un prudente! Andava. E poi ben passato. Sono andato a ritrovare a sostro e facciamo una cena da notte alla sana. Oh, e le parlato di che? Di cosa vuoi che li parli? Di un viola bene! Ecco! E dopo sono portato in camera e mi mettevo a quello. Allora, la chiappo per un pelo. Ma per cacciato. Sicuro, se l'è rintanato! Tu sai! Guarda Mazzacarò quando è lungone l'ambo! Tira pure per cacciarlo! E che io che piaceva a quello, sì. E dopo poi gli ho chiamato e l'abbiamo messo fuori. Dunque la fase per passato! Ma c'è chi mi spiace chi ha suo disgraziato perché questa gara la nottata. Pippa. Muore così giovane, non c'è una salute. Non c'è pensesso a Parisò! È vero, mi pare l'anno di trova calore di rallegrarmi con esso. Dai, voglio invitare a mangiare a mezz'ora. Allora passo a casa, faccio alzare mia sposa, che la si lavi, sotto e sopra, e dopo la porto in chiesa per santificare uno sciaffare. Poi andate a trovare Gallò e diteli che lo venga anche lui in chiesa, così discuteremo con il prete per ringraziarlo e ricompensarlo. Allora, ce ne vogliamo passare con noi che volemo per ancora. Ha giunto tutti e tutti ma che sono.
Ma ovvio chi mi ha dilettato di conclusione. Ringraziarlo e ricompensarlo. Aggiornanti, aspettate che tu Eccoli go, così sai tutto. Avanti, sono l'uomo più felice di questo mondo. E sono contento anche, ma va. Cosa fai? Quando è in chiesa, ha promesso a Lucrezia di avere un uomo e con un c'è. Ah, eccoli di padre. Andiamo a aspettare in cielo. O Lucrezia, ma faccio ora fare cose con dimore di Dio e mi piace in mesta. Cosa gli ho davanti? Non basta mica venidanza che gli ho fatto? Era come la risponde, è per un galletto. Ah no, sia tipo mica stupido. Quantunque, boh. Oh. No, è vero che si è sacrificata, ma io sto appunto. Cosa volete dire? Dico che passo prima per ucrede per prevenire quando venga all'uscio per purificarsi. Perché chi sta male è come si terrà nata stanotte. Che c'è una penna! Era come le ardita. Le risere la mezzanotte. No. E grazie a voi sono stato così bene. È vero che è un rinascimento. Allora, siamo tutti contenti, no? E infine, oggi andare a cercare un prete per santificare l'affare. Ah, eccolo, oggi ho prete, vedi? So giunto di Galà mi ha detto che viene davanti in chiesa. Buon provivace, saluto a tutti! Buongiorno, Giocura. Ah, buongiorno anche a voi! Buon provivace, signora Lucrezia! E che Dio vi dia un bello fino all'umano! Diole! La daure, soprattutto se li mi pagano. Io mi benedisca tutti! Ah, Carlo di Ricaccio, qui a mia sposa per la mamma. Ah, volentieri. Lucrezia, becco l'uomo che ha fatto venire un bastone per sostenere la nostra vecchiaia. Ah, sono felice! Allora, c'è che lo zio nostro compagno e un compagno di un giuccio. Come tu sei carina. E voglio nunca tu venga a pranzare mezzogiorno con... Lico! In ogni modo, c'è che li vengono. Un cibo di rigusare. Ah, io sapete un buon riposo. Io ne ho un minutaggio, che la camera è a terrazza che mi posso insinuare quando è la ripà. Non vedo una nuova in casa, campana uso orso. Ah, c'aveva posso via. Mi ne gioverà giù all'occasione. Scusate! Amo limosina, l'aveva di uomo. Ah, faccio portare te stesso, c'ho curato. Ah, e un biscottate di sicuro perché chi ha lavorato anche. No, sì. Ciò che me è tu. Me ne vengo tu a mangiare mezzo. Lucrezia! Ah, Lucrezia, quanto rimo perché tu sia purificata? Che già tutto. Che ru? Ah, allora andate tutti in chiesa a pregare. Io non preparaggio a mangiare solo posto per mettere i candidati. No, ma io non puoi, c'ho curato. Ah, allora va! Buon cari spettatori, non aspettate mica venerdì a me, se vedete che è lunga, noi sortiremo da porta di lato qui e se avete parecchi peccati a perdonare, potete confessarvi a tante vostre mogli e poi lavatevi. Ah, suonate, suonate il suo amore. Ciao.